I carabinieri della stazione di Raffadali, supportati dal personale della compagnia di Agrigento, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare all'alba di oggi emessa dal GIP del Tribunale di Agrigento nei confronti di 4 soggetti, 3 uomini e una donna, ritenuti responsabili in concorso tra loro del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana. Il provvedimento giunge al culmine di un'attività di indagine condotta dai carabinieri di Raffadali finalizzata a disarticolare la piazza di spaccio che 5 giovani avevano attivato nella centralissima Piazza Progresso. L'attività è stata eseguita oltre che con le tecniche tradizionali di osservazione e pedinamento anche con l'ausilio di attività ed intercettazioni telefoniche ambientali, monitoraggio video dei siti e dei soggetti interesse investigativo. L'indagine avviata nei primi mesi dell'anno 2019 ha consentito di documentare numerosi episodi di spaccio di droga avvenuti sulla pubblica piazza anche nei confronti di minori che in pieno giorno si incontravano con gli indagati per procacciarsi lo stupefacente. Le ipotesi investigative sono state puntualmente suffragate anche dalle evidenze investigative scaturite dall'attività di intercettazioni telefoniche ambientali, ove gli acquirenti e gli spacciatori concordavano telefonicamente le modalità e i quantitativi di droga da commissionare utilizzando il classico linguaggio criptico ed ermetico solitamente adottato dai soggetti che gravitano negli ambienti degli stupefacenti. Nel corso dell'attività uno degli interessati è stato arrestato con 150 grammi di hashish al ritorno da Palermo, dove si era appena rifornito, mentre altri 2 sono stati fermati con 20 grammi di cocaina appena acquistati da un fornitore di Favara, che è stato identificato e compreso tra i 5 soggetti destinatari della misura cautelare eseguita. Si tratta di un 46enne residente a Favara, già noto alle forze dell'ordine per i suoi trascorsi giudiziari in materia di stupefacente. L'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. 8 sono state le denunce a piede libero inoltrate dalla competente autorità giudiziaria nel corso dell'attività. Analoga misura degli arresti domiciliari è stata inflitta ad altri 2 soggetti, una donna di 24 anni e un uomo di 26 anni, entrambi domiciliati a Raffadali. Un altro soggetto è stato invece sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune. Si tratta di un soggetto di nazionalità libica di 33 anni, con precedenti di polizia, domiciliato a Raffadali, il quale nel frattempo si era allontanato dalla provincia agrigentina, trovando rifugio a Roma nel quartiere di Casal Bertone, presso l'abitazione di alcuni connazionali. L'indagine trae origine da una crescente preoccupazione della popolazione di Raffadali, che si è vista un'attività di spaccio a cielo aperto nella piazza principale, quindi la piazza Progresso, a tutte le ore del giorno e della notte, al che la stazione di Raffadali ha immediatamente avviato una serie di accertamenti in attività grazie anche ad alcuni ausili tecnici come telecamere nelle vie e nelle strade principali, tese ad accertare questa fiorente attività di spaccio di più gruppi che per strada si dedicavano a cedere a giovanissimi, anche minori, sostanza stupefacente di tipo marijuana, hashish e soprattutto cocaina, molto richiesta, che veniva anche tagliata nelle forme più disparate per avere un guadagno maggiore. Di lì la stazione ha cercato di circostanziare quanti più eventi di cessione fino ad avere un quadro probatorio abbastanza delineato e chiaro, al punto da verificare che si spacciava sia, come detto, a cielo aperto che in alcuni locali chiusi, come un centro scommesse del tutto abusivo che è stato contravvenzionato, chiuso, il cui proprietario è stato anche denunciato. E al termine di tutti gli accertamenti di un'attività che comunque è stata fulminea ed è durata circa 6 mesi, l'autorità giudiziaria ha proposto ed emesso 5 posizioni di misure cautelari, di cui 3 agli arresti domiciliari e 2 con l'obbligo di dimora nel comune di residenza. I 3 arresti domiciliari sono stati tutti eseguiti, un obbligo di dimora è stato rintracciato nel comune di Roma, e parliamo di uno straniero residente comunque ad Agrigento, mentre per la 5ª posizione abbiamo appurato che dimora in questo momento fuori lo Stato italiano e per il quale procederemo con i dovuti accertamenti e rintracci. Un dettaglio in più, gran parte dei destinatari della misura erano anche percettori di reddito di cittadinanza, per i quali adesso provvederemo a segnalare
ai competenti enti la questione? Principalmente erano soggetti di Raffadali, come dicevo, sia maggiorenni che minorenni. La sostanza stupefacente, soprattutto la cocaina, veniva reperita nel centro di Favara, veniva tagliata con della tachipirina e venivano effettuate consegne sia in piazza Progresso, sia presso luoghi prestabiliti telefonicamente e sia presso l'abitazione dei due soggetti raffadalesi che si occupavano dello spaccio di cocaina. Mentre i due soggetti che si occupavano dello spaccio di hashish e marijuana si procuravano la sostanza nella piazza di Palermo. I minorenni che età avevano? I minorenni avevano dai 15 ai 17 anni. Il ruolo della donna di Favara? Il ruolo della donna di Favara era convivente dello spacciatore di cocaina di Raffadali e collaborava con lui nell'attività sia ricevendo le telefonate e quindi le ordinazioni sia effettuando le consegne direttamente insieme al convivente. I soggetti, mi è stato chiesto se erano anche di fuori paese, erano anche di fuori paese, dei centri limitrofi di Santa Elisabetta e di Popolo. Grazie.